I giovani possono giocare un ruolo determinante, però bisogna credere nei giovani, bisogna puntare sui giovani, mentre a livello generale questo è un paese che non considera molto i giovani. Oltretutto abbiamo pochi giovani e investiamo poco sui giovani, in qualche modo ci stiamo pregiudicando il futuro. Anzi, per certi versi noi stiamo scaricando la crisi sulle spalle dei giovani. E dopo aver consumato le risorse che spettavano ai giovani, noi scarichiamo anche i costi di questa crisi. E quanto i giovani protestano perché rivendicano il loro futuro, hanno ampiamente ragione, bisogna ascoltarli. Ma oltre ad ascoltarli bisogna fornire loro davvero le risorse per il loro futuro, perché oggi i giovani non credono più in questo paese che non crede in loro. E molti, quelli che riescono a farsela, il futuro cominciano a cercarlo non più in Italia, cominciano a cercarlo all'estero. E teniamo conto che c'è un fenomeno gravissimo, noi abbiamo quasi 2 milioni di giovani dai 15 ai 25-26 anni considerati fantasma, che né lavorano né studiano, e di questi nessuno si occupa e nessuno si preoccupa, eppure sono il nostro futuro. Bisognerebbe davvero ripensare a questa situazione, anche perché alcuni di questi giovani il lavoro non lo cercano più, sono rassegnati. Allora ci vuole uno sforzo notevole di fiducia nei giovani e dare loro spazio. Questa è una società dove prevale la gerontocrazia, mentre in altre nazioni a 40 anni si può essere ai vertici di una nazione. Oggi bisogna in Italia aspettare essere vecchissimi per avere una responsabilità. Ecco. Credo che dare ai ragazzi accoglienza, dare dei valori forti, cercare di infondere sempre una speranza, nonostante tutto sia un compito prezioso per una scuola. Oggi siamo nella sala dei giganti che ci fa pensare a persone grandi della storia italiana, diciamo anche romana. Abbiamo sentito i ragazzi fuori che festeggiavano dei compagni che sono laureati, una forte testimonianza anche di etica e impegno sociale e politico, tutti segnali che dicono che vale la pena ancora di lavorare con i giovani e per i giovani. A scuola noi tentiamo di fare anche questo e speriamo di ottenere ancora dei buoni risultati.